Il 2025 il girone di ritorno si aprono con una pericolosa trasferta per la Cicatena. I biancorossi infatti sono di scena allo Stero Tuccitto, casa del Noto, che chiuse il girone d'andata con un roboante 4-0 ai danni del Megare, che occupa il 7° posto in classifica, a -1 proprio dai catenoti. Il primo 11 del nuovo anno per Mister Manca è sempre un 4-3, con le assenze dell'acciaccato Basile, dei febbricitanti Magro e Napoli. In difesa dunque debutta in campionato indelicato, che con Calì, Longo e Ranno compone il reparto. A centrocampo con Arturo Stranesciuto gioca Salvostrano, alla prima titolarità dal 3 novembre. In attacco il solito tridente, De Manuele, Carbonaro, Solimene. Ottima via di partita dei padroni di casa, corner di Guzzardi, ci mette un pugno Romano, poi Giarratana la mette giù e serve nuovamente Guzzardi. Il traversone per Gabrielli, la sponda, tocca Sanchez, di poco al lato. Continua a spingere la squadra di Gallo, qui Guzzardi riceve questo cambio gioco e punta Ranno. Guzzardi accelera, lascia sul posto l'avversario, mette il traversone basso, controlla Giarratana il tiro, deviazione di indelicato e palo che salva Romano. Prima avanzata della Cicatena, rimessa di Ranno che scambia con Asciuto. Ancora Asciuto, braccato da un avversario, riesce a tenere il possesso palla, all'indietro da Ranno. Poi Strano di prima intenzione, stacco di De Manuele! Che beffa il portiere, splendido colpo di testa di Luca De Manuele. La prima firma in campionato, dopo quella in Coppa Italia, porta in vantaggio la Cicatena. Il Noto non ci sta e va subito a caccia del pari. Linares sul piazzato, serve Gabrielli che allarga verso Giarratana. Grande palla di Giarratana all'interno per Di Stefano e il mancino! Fuori di un niente. Romano va al rinvio lungo a cercare la torre di De Manuele, salta più in alto di lui Signorelli. Ranno riesce a tenere il pallone in campo solo per un istante. Lo anticipa poi Guzzardi che va all'indietro e favorisce Carbonaro che salta un avversario. Carbonaro la sterzata, Carbonaro il sinistro, ci mette le mani Cialbi. 32esimo, punizione di Signorelli verso Sanchez, la palla passa, Gabrielli in posizione regolare, Gabrielli davanti a Romano, non perdona e punisce l'errore della difesa catenota. Il Noto ha pareggiato con Gabrielli. Linares verticalizza su Sanchez, di prima intenzione allarga bene su Giarratana. Giarratana può spingere, punta Arturo Strano, sterza a sinistra. Il cross al centro, Gabrielli anticipa Ranno. Gabrielli ci mette il piede Romano. Tornano in attacco i biancorossi, Salvostrano sulla tre quarti per De Manuele. De Manuele va da Carbonaro, Carbonaro resiste un contrasto, ancora Carbonaro. Carbonaro la conclusione, in due tempi Cialbi. Battute finali del primo tempo, corner di Salvostrano, la palla passa, finisce fuori dall'area, la raccoglie Sciuto. Sciuto la rimette in mezzo. Nel cuore dell'area la palla finisce a Carbonaro, Carbonaro il tiro, respinge Cialbi. Nella ripresa subito un cambio per Mister Manca, fuori indelicato e debutta in campionato per il classe 2007 Cristiano Garozzo. Biancorossi che partono forte nel secondo tempo, punizione di De Manuele, direttamente in porta Cialbi in qualche modo e poi la difesa libera. Ancora Cicatena su palla inattiva, calcio d'angolo di Salvostrano, sul secondo palo per Longo di testa, completamente solo, non c'entra il bersaglio. Si scuotono i padroni di casa, Di Stefano combina con Giarratana, ancora Di Stefano. Bene, filtrante all'interno dell'area per Giarratana, l'assist per Sanchez, il velo, Signorelli il tiro, respingeranno, poi testa di Gabrielli e la punta delle dita di Romano. Dalla bandierina va Guzzardi, morbido, verso Linares di testa, salva tutto Carbonaro e poi Ranno allontana. Minuto 72, Frontera avanza palla al piede sulla sinistra, poi grande lancio con l'esterno per Guzzardi, posizione giudicata regolare, Guzzardi uno sguardo in mezzo, Guzzardi al centro, provvidenziale alla spaccata di Calì ad anticipare Gabrielli. Altre due sostituzioni per Mister Manca, fuori Salvostrano e Solimene, dentro Condorelli e Furnari. Di Stefano con le mani, testa di Calì che anticipa tutti, poi Furnari va al rilancio a cercare Carbonaro nel cerchio di centrocampo, la mette giù il numero 7, Carbonaro, gira a sinistra dove c'è Condorelli, Condorelli grande palla per Carbonaro, posizione regolare, Carbonaro alla conclusione dal limite, sbilenca e fuori bersaglio. Ultimi minuti del match, Linares alza la testa e vede sulla tre quarti Sanchez. Sanchez è braccato da Longo, riesce a girarsi, l'assist per Gabrielli, Gabrielli il tiro, respinge Romano che salva il risultato della sua porta. Finisce dunque in parità la prima giornata del girone di ritorno, la Cicatena esce dal campo del Noto con un buon punto al termine di un match sofferto. Sicuramente c'è il rimpianto per come è stato subito il gol del pareggio, ma il bicchiere oggi è mezzo pieno, viste anche le ghiottescenze che gli avversari hanno avuto ed in cui c'è stato bisogno di un grande Romano per conservare l'1-1. C'è tempo per migliorare gli aspetti del gioco che non hanno funzionato, a cominciare da domenica prossima, quando i catenoti ospiteranno il Priolo, in quella che sarà la terza sfida fra le due squadre nell'ultimo mese, dove precedenti in Coppa Italia.